Precipita con il parapendio, il pilota è salvo per miracolo. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di lunedì 15 settembre 2025. Notizia che ci porta sul Corriere delle Alpi a pagina 20. Il trevigiano ha fatto un volo di 100 metri subito dopo il decollo dal rifugio Dolada. Siamo in Alpago, escursionista cieco ferito da un masso mentre si trovava sulla ferrata Zandonella. Precipita con il parapendio per un centinaio di metri, miracolato un trevigiano di 40 anni impegnato in un volo in Alpago è caduto in mezzo a un bosco appena dopo il decollo, salvo anche un escursionista cieco che in Comelico è stato colpito da un sasso su una ferrata. Sono i due incidenti più seri avvenuti ieri in montagna, ma sono stati anche altri soccorsi oltre 2 falsi allarmi. Un SOS è partito per errore dal cellulare di un gruppo di escursionisti stranieri sotto rifugio Tissi e delle guide di donna sentita provenire e delle grida, di donna sentite provenire dalla parete della Gazzoi, che poi si è appurato trattarsi di normale comunicazione incordata. È invece rientrata alla ricerca di un 18enne incamminatosi a Forani in direzione di Farra, dove non era mai arrivato. Quando stavano partendo squadre e mezzi anche con i vigili del fuoco, il ragazzo è tornato a casa. E il soccorso del SUEM e soccorso alpino si sono messi in moto intorno alle 11:30 per il parapendista trevigiano caduto. La vela era precipitata subito dopo il decollo da rifugio Dolada. L'uomo era finito nel bosco un centinaio di metri più in basso mentre veniva attivato il soccorso alpino dell'Alpago per supporto nelle operazioni. Falco 2 è atterrato in piazzola. Equipe medica e tecnico del soccorso sono scesi a piedi, hanno raggiunto il 40enne di Volpago, assistito da diverse persone che avevano nel frattempo recuperato la vela e hanno poi aiutato i soccorritori a spostare la barella fuori dal bosco una volta prestate le prime cure. L'uomo con un probabile trauma al bacino è stato issato a bordo con un vericello di 20 metri trasportato all'ospedale di Belluno. Un altro incidente che poteva avere la sua gravità poco dopo le 15:10 nella zona di Comelico. Un 46enne cieco con 3 amici stava percorrendo la ferrata Zandonella alla Croda Rossa di Sesto. A un certo punto è stato colpito da un masso che si è staccato dall'alto. L'escursionista è rimasto ferito a un braccio. Scattato l'allarme, la centrale del SUEM è risalita alla posizione tramite le coordinate inviate anche via WhatsApp e poi girate all'equipaggio di Falco. Pronta una squadra del soccorso alpino della Val Comelico in piazzola Santo Stefano per eventuale supporto. L'elicottero è salito di quote dopo una perlustrazione ha individuato l'infortunato a 2780 metri di altitudine. Poiché si trovava in un punto verticale della parete, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un vericello di 60 metri per il suo recupero. L'uomo che a seguito del colpo non sarebbe più riuscito a tenersi al cavo era in piedi e gli amici gli avevano approntato una fasciatura di emergenza. Controllate le sue condizioni, è stato issato a bordo e trasportato all'ospedale di Cortina. Continuano quindi gli interventi del soccorso alpino anche in questo mese di settembre in provincia di Belluno. Dalla notizia principale passiamo alle tutte le notizie messe in primo piano in risalto sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, poi passeremo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si presenta la prima pagina del Corriere delle Alpi, notizia sempre in primo piano riferita all'edilizia, boom olimpico. Il presidente della Cassa Edile Bellunese guarda al futuro, per il posto giochi servirà un grande piano per la riqualificazione delle case. Aumentano le imprese, oltre 5.000 lavoratori del settore, già erogati stipendi per 41 milioni. Le Olimpiadi tirano anche le costruzioni, ben 547 imprese iscritte alla Cassa Edile, 22 in più rispetto all'anno scorso con 5.079 lavoratori, mai stati così tanti, 693 in più rispetto al 2023-2024 e la Cassa Edile schizza da 35 a 41 milioni di massa salariale, più 17%. Una bella notizia quindi in questo caso che troviamo ad aprire la settimana di settembre. L'articolo di Dalmas lo troveremo a pagina 14. E sempre a proposito di Olimpiadi, l'esposto dei residenti, Simico va avanti, operazioni corrette a Socrepes, difesa a spada tratta del commissario. A Socrepes si è verificato un allentamento superficiale del terreno. L'approfondimento a pagina 15. Nato ad Arsie, aveva 82 anni, addio a 40, lo scenografo costumista che vinse l'Oscar. Morto a Roma, lo scenografo 82enne, designer e costumista arsedese Gianni 40, premio Oscar per il film Camera con vista. L'approfondimento a pagina 43.
Ha travolto un agente in A4, prosegue la fuga del bandito identificato, si cerca all'estero. Continua la caccia tra Veneto e Friuli Venezia Giulia del bandito che ha travolto un agente, si teme possa essere in Romania. L'approfondimento di Padovano a pagina 10. La foto di copertina è dedicata allo sport, hockey, spettacolo all'Olimpico. Siamo a Feltre con il Feltre che tiene testa, siamo a Cortina, scusate, con il Feltre che tiene testa ai più quotati avversari per due tempi. Il Cortina alza la Supercoppa con un grande Alverà. L'approfondimento di De Michele a pagina 28 e a pagina 29. La storia, l'azienda dell'Alpago per i talenti 70 anni dedicati alla vista. Paolo e Nadia Polzotto festeggeranno sabato prossimo il compleanno assieme ai dipendenti con un fatturato che ha raggiunto nel 2024 i 21,5 milioni di euro. L'intervista di Vietena la troveremo a pagina 16. Protagoniste Bassetti a Venezia, la culla dell'editoria Libera, l'articolo di Francesconi a pagina 12. Questi richiami che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In primo piano il turismo anche per quanto riguarda il mese di settembre in provincia di Belluno. Questo è il titolo: Dolomiti, l'assalto dei turisti asiatici, record di visitatori dall'estremo oriente, ma non vivono il territorio, pensano solo a scattare selfie e foto. Vado, scatto e torno a casa, e durante il viaggio di rientro posto. Sembra essere questo un nuovo format del turismo, una sorta di Veni Vidi Vici che misura la rapidità della vacanza e soprattutto l'assenza di esperienze, e le Dolomiti nient'altro che lo sfondo per il set da postare sui social. Una moda forse, ma assai in voga, tanto che anche gli operatori turistici bellunesi cominciano a registrarla, e sempre più spesso con turisti dell'estremo oriente, in particolare cinesi e sudcoreani. Ad andare meno bene forse la consapevolezza del territorio, perché qualcuno chiede addirittura a che ora aprono le Dolomiti, quasi fosse un'attrazione da Luna Park. Capita che arrivino anche sotto il civetta senza rendersene conto, e così chiedono dove devono andare per vedere le Dolomiti, come se dovessero vedere il Colosseo. L'approfondimento di Damiano Tormen a pagina 3. E la foto di copertina è identica a quella trovata sulla prima pagina del Corriere. Spazio allo sport, spazio all'hockey. L'Afro fa subito il vuoto, poi dilaga. Domato il Feltre nel derby, la Supercoppa va al Cortina. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. Agordo guida alpine, nuove norme per stanare l'abusivismo, l'articolo di Fontanive a pagina 8. Cortina, Socrepes Semico replica ai residenti, opera sicura, l'approfondimento di Dibona a pagina 9. E ancora Rivamonte, l'incubo silicosi non è tramontato, cambiare regole. La silicosi non è solo una malattia del passato, è ancora presente in tante lavorazioni, non si può abbassare la guardia di fronte a un tale terribile rischio che in passato solo in provincia di Belluno ha provocato una decina di migliaia di morti. È il messaggio uscito dal convegno tenuto sabato pomeriggio nell'antico centro minerario di Valle Imperina. L'approfondimento a pagina 7. Belluno, proloco in festa, ma l'attenzione ora è per i giochi, e l'approfondimento lo troveremo a pagina 2. Ancora sport, pallavolo, le stelle dell'Imoco alla VHV Arena per onorare il trofeo Vajont, l'articolo di Dedonà a pagina 2. A pagina 12 Giuseppini firma questo articolo: trail running, spiesse colle senza avversari nella Misurina Sky Marathon. E ancora sport come richiamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno: calcio dilettanti, Cavarzano partenza super, Borgo bloccato sul pareggio. L'approfondimento da pagina 15 a pagina 19. Ma lo sport è anche a pagina 2 e apriamo quindi questa edizione del Gazzettino di Belluno. L'Imoco in città per onorare la memoria del Vajont. Stasera Pantere in scena alla VHV Arena contro Talma Sons. L'iniziativa si inserisce nel 62esimo anniversario del terribile disastro. Sul Taraflex alcune delle giocatrici iconiche del Dream Team, come Lubiana e la palleggiatrice e capitana Voloz. La manifestazione è sempre a pagina 2, le Proloco in festa si danno appuntamento ai giochi, ampia partecipazione per Made in Dolomiti con la mostra mercato dei prodotti locali e la sfilata di tutti i gruppi. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno: assalto alle Dolomiti, ma solo per una foto. In aumento il fenomeno di turisti dall'estremo oriente, soprattutto Cina, per uno scatto e via. I panorami li vedono solo attraverso l'obiettivo, come si può vedere da questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, che rappresenta la maestosità delle tre cime di Lavaredo. Qualcuno chiede dove deve andare per vedere i luoghi dolomitici senza rendersi conto di esserci già dentro. E la Sud Corea è da record, presenze su del 67% in 5 anni. Dati e numeri vi aspettano a pagina 3 a firma di Damiano Tormen.
Fatti che riguardano il capoluogo, polizia locale con la pistola, Gel dice no, soldi buttati. Generazione Europa stronca l'iniziativa, invece dell'arma aumentate l'organico. Pistole ai vigili, una scelta sbagliata, la settimana che dovrebbe portare in dotazione le nuove armi alla polizia locale comincia con una dura presa di posizione di Generazione Europa, liberali e democratici bellunesi. Il giovanissimo gruppo infatti non usa giri di parole e stronca sul nascere l'iniziativa di Palazzo Rosso che nei mesi scorsi aveva raccolto la richiesta degli agenti di essere dotati di arma d'ordinanza al pari dei colleghi delle altre forze di polizia e di conseguenza aveva organizzato i corsi per l'utilizzo della pistola e poi qualche settimana fa ha investito quasi 16.000 euro per comprare armi e munizioni. Si tratta di una scelta sbagliata che non risponde ai reali bisogni della città. Belluno non è una metropoli ad alta criminalità, affermano i giovani liberali democratici, cui i reati sono bassissimi, le risse episodiche che il fenomeno delle cosiddette baby gang è praticamente inesistente. Spendere soldi pubblici per armare i vigili non è una priorità, anzi è uno spreco di risorse. Per Generazione Europa la polizia locale deve restare fedele alla sua missione polizia amministrativa e di prossimità. Gli agenti dovrebbero essere in strada per sanzionare la sosta selvaggia, regolare il traffico, presidiare gli attraversamenti pedonali e vigilare sui quartieri, sottolineano. Queste sono le vere necessità quotidiane dei cittadini bellunesi, non la trasformazione dei vigili in poliziotti armati. Il gruppo dei riformisti bellunesi Gel, inoltre, si sorprende di come un consigliere comunale di maggioranza della Lega, Francesco Pingitore, abbia invitato l'amministrazione a investire sul personale della polizia locale portando l'organico a 36, attualmente a quota 25. Ci chiediamo dunque se effettivamente in maggioranza si parlino tra loro e perché non si sia provveduto a riempire l'organico in questi 3 anni di amministrazione. Notizia di spalla, il creatore di app bellunese incarta il New York Times. Parliamo dell'esperto Mattia Ferigutti che ha frequentato la Apple Academy. L'articolo è a firma di Federica Fant. Incidente sul ponte degli Alpini, SUV sbanda e sfonda 2 transenne, il sinistro ieri mattina uscita autonoma, non ci sono feriti. Continuiamo con pagina 7, notizia che interessa anche l'associazione Bellunesi nel mondo. L'incubo silicosi è ancora attuale, rivedere le norme è il primo passo. Presentato il libro di Egidio Pasuc al centro minerario di Valle Imperina su un problema che rimane di attualità. La silicosi non è solo una drammatica malattia del passato, è ancora presente in tante lavorazioni e non si può abbassare la guardia di fronte ad un tale rischio che in passato solo in provincia di Belluno nel secondo dopoguerra ha provocato una decina di migliaia di morti. È il messaggio uscito dal convegno tenutosi sabato pomeriggio nell'antico centro minerario di Valle Imperina, luogo simbolo promosso da Bellunesi nel mondo insieme a molte altre realtà istituzionali. Al centro dei lavori gli interventi di Antonio Di Franco, segretario nazionale degli edili della CGIL, dell'ex dirigente di pneumologia Gian Marcello D'Ambrosse e del professore Egidio Pasuc, autore di Silicosi, l'olocausto dimenticato della montagna veneta. Edito da Bellunesi nel mondo, lo si può richiedere nella sede di Piazzetta Cavour, ma prossimamente verrà presentato in tutta la provincia. Lo pneumologo, i minatori che lavoravano nelle gallerie erano i più esposti a questa malattia. L'approfondimento vi aspetta in questa pagina del Gazzettino di Belluno. San Gregorio nelle Alpi, il sistema La Legna cade, poi l'infarto grave, un 58enne portato a Treviso. Doveva essere una domenica di lavoretti domestici a sistemare legna per l'inverno e riordinare le pertinenze di casa, invece si è trasformata in un volo in elicottero in un ricovero d'urgenza all'ospedale di Treviso. È grave un 58enne bellunese che ieri ha avuto un incidente e a seguire un infarto, una brutta caduta che gli ha provocato un trauma cranico. Al momento si trova in terapia intensiva, ma a quanto è dato sapere non sarebbe in pericolo di vita. Limana, festa del bambino, accolti in comunità 40 nuovi nati, l'articolo di Federica Fant. E adesso spostiamoci ad Agordo, pagina 8 del Gazzettino di Belluno, lotta all'abusivismo tra le guide alpine, ripensare la figura bressana. A differenza dei maestri di sci, noi operiamo in contesti più vasti e diventa difficile eseguire i controlli. Sempre dall'Agordino, Taibon, beatificazione di Benvenu, il Brasile ha concluso l'iter. E ancora Feltre, pedala Feltre, oggetti di antiquariato, la città si colora. La manifestazione ciclistica è arrivata alla 40ª edizione, in 200 tra adulti e bambini hanno percorso 18 chilometri. Siamo a Cortina, Socrepes, la situazione è gestibile dopo l'esposto dei residenti per il cedimento del terreno. Simico rassicura, sono previsti interventi di drenaggio. La società in una nota riferisce di aver effettuato le verifiche geognostiche prima di aprire il cantiere. Qui è tutto in regola.
Precipita con il parapendio per 100 metri nel bosco, notizia della quale abbiamo dato spazio come notizia di apertura di questa edizione di Edicola Belluno. A Calazzo di Cadore invece in fiamme locomotore sul binario morto. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo invece adesso all'interno dell'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie dedicate prettamente al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 14 ed è la seguente: è boom di lavoratori nell'edilizia, ma pensiamo già al post Olimpiadi. La Cassa Edile chiama le istituzioni, progettiamo un grande piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare. L'articolo è di Francesco Dal Massa. Le Olimpiadi tirano anche le costruzioni, compresa l'edilizia, ben 547 imprese iscritte alla Cassa Edile, 22 in più rispetto all'anno precedente, con 5.079 lavoratori, mai stati così tanti, quindi una bella notizia perché sembra sempre che manchino delle persone che vogliono lavorare in questo settore. In sostanza 693 in più rispetto al 2023-2024 e la Cassa Edile presieduta da Massimo Riva schizza da 35 a 41 milioni di massa salariale, più 17%, un risultato straordinario, e l'anno non è ancora concluso, dice Riva, perché questi non sono dati fermi a luglio, per cui mancano i mesi di agosto e settembre. Non è escluso che arriveremo a 45 milioni di euro. Ci saranno ancora lavori da completare, ma la scommessa è il recupero delle tante case che stanno crollando. Questa è la dichiarazione di Massimo Riva, il presidente della Cassa Edile. Parla di anno d'oro per il settore. Varianti, hotel, cantieri olimpici, ecco la forza lavoro necessaria. Il quadro della situazione del sindacalista Marco Rossito della Filca Cisle. Appello a Semico, dopo i giochi subito la nuova viabilità a Longarone. E continuiamo con le notizie che interessano il territorio bellunese. Un'altra bella notizia del settore imprenditoriale: i talenti, 70 anni dedicati alla vista, ricerca e qualità. Paolo e Nadia Polzotto festeggeranno sabato il compleanno con i collaboratori. Sappiamo anticipare i cambiamenti, ogni anno produciamo 1,5 milioni di lenti. L'intervista è a firma di Stefano Vietina. Arrivano proposte da grandi aziende, ma noi non vendiamo, ci teniamo alla nostra autonomia e alla bellunesità. Dalle progressive arriva il 50% del nostro fatturato, noi i primi in Italia a filtrare i raggi UV e la luce blu. L'ottimo rapporto con gli ottici fa la differenza. Ordinano il prodotto e noi lo recapitiamo in 2 o 3 giorni. L'intervista appunto vi aspetta a pagina 16 del Corriere delle Alpi. Noi invece continuiamo con pagina 17, in Cansiglio un inno alla libertà, difendetela, le insidie sono tante. Sperandio e Varnier di ANPI, tutte le amministrazioni devono proclamarsi antifasciste. Tutto questo in occasione dell'81esimo anniversario del rastrellamento antifascista. Manifestazione che è avvenuta in Cansiglio, l'articolo a firma di Francesco Dal Massa. Articolo invece di Gianluca De Rosa che ci porta a Vigo di Cadore. Troppi giovani nei nostri bivacchi non è un male per la montagna. Convegno del CAI di Vigo sul futuro di queste strutture. Diciamo no alle prenotazioni, ma vanno aperte a tutti. Made in Belluno, Made in Dolomiti, scusate, il turismo sostenibile parte da esperienze e prodotti a chilometro zero. Ieri nel capoluogo l'evento promosso dal comitato Umpli, il consigliere Merlin, la gente vuole calarsi nel territorio. L'articolo a firma di Ivan Ferigo. E continuiamo invece con Feltre, intervento simulato in Val Scura, il soccorso alpino affina le tecniche, De Gaulle, fondamentale addestrarci nel parco, Casanova, porte aperte per chi vuole unirsi a noi. Centro sportivo italiano, ciclisti di tutte le età celebrano i 40 anni della pedala Feltre, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Invece in questa pagina un articolo di Stefano De Barba, siamo a pagina 22, rimaniamo a Feltre. Servo onora il voto mariano, siamo nel Feltrino scusate, e nel comune di Sovramonte. Servo onora il voto mariano invocando pace nel mondo, 80° anniversario per l'impegno preso per salvare il paese dopo l'incendio di Aune. Piazza gremita per la messa con Mattiazzo, stasera la funzione solenne di precetto. E ancora dal Feltrino, Fonzaso, morto Gianni 40, vinse l'Oscar, nato 82 anni fa ad Arsia, ha lavorato come scenografo, costumista e designer. Il sindaco Fauro, una grande perdita. Nel suo paese natale si faceva vedere soprattutto durante l'estate e conquistò la statuetta per il film Camera con vista. La festa del calcio giovanile, ancora notizie dal Feltrino, siamo a Pedavena, in campo 140 bambini in ricordo di Siragna sul sintetico del Boscherai, tanto divertimento per i piccoli calciatori delle 11 società che hanno partecipato all'evento.
E continuiamo con le notizie dedicate al territorio bellunese. La rubrica Giorno e Notte si apre con questa notizia: trofeo dei 16 comuni, Gosaldo senza avversari, è campione per il secondo anno consecutivo, seguito da La Valle e Voltago, confermati i numeri della passata edizione, 798 i corridori e 266 le staffette. Tutto questo in occasione della manifestazione che si è svolta ad Alleghe e l'evento che comunque ha coinvolto tutta la vallata agordina. Il trofeo dei 16 comuni, che ovviamente sono i 16 comuni che rappresentano il territorio dell'Agordino. Terminiamo invece con lo sport, notizia che è dedicata al ghiaccio. Cortina vince il derby con il Feltre, Alveratris trascina gli ampezzani, i biancocelesti partono subito forti e poi sanno controllare la reazione dei cugini Granata, punteggio mai in discussione. I biancorossi caparbi per 2 periodi provano a tenere aperti i giochi, a consegnare la coppa è Andrea Gios, presidente della FISG, poi scoppia la festa, l'articolo a firma di Luca De Michel. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.